Il Ministero di Giustizia intende visionare tutta la documentazione della Procura di Venezia sull'omicidio di Tania Terrin, dal suo tragico epilogo a ritroso fino all'attivazione del cosiddetto codice rosso dopo le denunce della ragazza e alle indagini sul suo ex compagno Dino Keber. Dal Ministero ci si muove ancora con estrema prudenza, ma con la determinazione di non lasciare punti oscuri su un omicidio che si inquadra in un contesto nazionale drammatico. Nel brevissimo periodo che va da Ferragosto ad oggi, in Italia si sono consumati 6 femminicidi, un numero sconvolgente che apre anche ad un interrogativo che anima in queste ore il dibattito sul caso di Tania Terrin e sulle sue ripetute denunce. E la legge a non essere in grado di tutelare e difendere le donne oggetto di minaccia o per motivi che possono anche essere molto vari un difetto nella sua applicazione. Non basta una buona legge e noi abbiamo una buona legge anche perché abbiamo introdotto il reato di femminicidio. Manca oggi un'applicazione concreta e seria e significa una formazione reale delle forze dell'ordine, dei giudici in modo particolare, perché Tania poteva essere salvata. La senatrice veneta di Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. I fascicoli che il Ministero acquisirà dalla Procura di Venezia saranno oggetto di verifiche che, se portassero al rilevamento di possibili irregolarità, porterebbero ad ulteriori accertamenti. In altre parole, al Ministero non si esclude la possibilità di inviare ispettori in procura. Credo che sia importante l'intenzione del ministro Nordio di mandare gli ispettori in procura. Mi aspetto ovviamente che la magistratura faccia il suo corso, però certamente qualcosa non ha funzionato. C'è anche il tema dei braccialetti elettronici che sono pochi e costano troppo. C'è il tema, secondo me, di tutto quello che deve essere una rete di aiuto, di sostegno per prevenire questo dramma quotidiano.